Arriva con la 15ª edizione di Toccati il sostegno della Regione Veneto al progetto di candidatura del festival a registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Un sostegno rilevante vista anche la presentazione di ieri del manifesto Toccati un patrimonio condiviso e del cosiddetto protocollo di Verona. Si considera questo insieme di attività, che non è solo il festival che si svolge in questi 3-4 giorni all'anno, ma tutte le attività che ci stanno dietro, tutte le relazioni che stanno dietro la costruzione di questo festival, si considera questo complesso di attività come una pratica da diffondere, da riconoscere, poi anche da diffondere, ma da riconoscere soprattutto come buona pratica, perché il patrimonio immateriale, che nel caso è quello dei giochi, venga salvaguardato. Avanzare insieme per trasmettere la cultura e i valori insiti nei giochi, questo è l'obiettivo dell'Associazione Giochi Antichi AGA, ideatrice del festival, che assieme a Simdea, la Società Italiana per la Museografia e i Beni Demo-Etnoantropologici, e l'Associazione Europea Giochi e Sport AIEST, hanno scelto di unire le forze. Noi lavoriamo alla trasmissione dei giochi e degli sport tradizionali in Europa, non solo per le tradizioni che rappresentano, ma anche per i valori che contengono, per la ludodiversità e per la diversità culturale che è insita in tutte queste pratiche.